una vola. In di quelli tempi parlava a roba viva come i cristiani e tutto ognuno faceva i suoi affari. A Volpe e Uricciu s'avevano posto a grano una lanza a Boltaigliuni. A fatica maiò l'aveva fatta Uricciu. Per lavorare, suminà, coglie era utercano. Aveva anche sempre gli occhi rossi e imbuffati dai vizze di quando li spulavano. A Volpe ella ne ci usca una zucca acqua o da rodà scuriata o gli cacciasse una zecca, trovava sempre scusa a battirassi di cova. Infine va, Urano era dribbia e mondo e avevano messo San Martino a Nanta Mansa d'Onda. Fu tanto che a Volpe fece sta proposta. A vuole che ne mu gonpiu e siamo stanchi, invece di passare giornate a misurare parte, vemo così. Domani al primo canto di Iallu partiamo tutti e due a Gardiese. Quello bisognerà o prima all'Adia averà tutto Urano, qui l'altro si contenterà di abbaglia. Uricciu capirà che Cuanella ulia rollà, ma riflesse e accittede. E buttandosi in Gardiese, Uricciu cansa la macchia, si ne volta all'adia e si piatta sotto il vagino a ubere di ammansa. A mano all'alba, quando a Volpe affacca, a lingua ivora, canticchiando a barella. O compare Ricciare, ci so giunta prima e... Uricciu subito sorte viero viero. Il no, un balaccore, ad agiuvatta, Urano e meo, piglia di sabaglia, protti via e che non t'ingorghi.